Salve a tutti e benvenuti in questo breve video che vuole essere un'introduzione ad un argomento più profondo che seguirà in altri video, che tratta appunto della lingua sarda e non del dialetto, perché il sardo non è un dialetto, anzi è una lingua che si estende in centinaia di dialetti. Per noi sardi è molto difficile perché non capiamo, io stesso sardo non capisco tutti i dialetti sardi, ma capisco il mio dialetto. La lingua sarda nel 1999 è stata appunto classificata come tale, da allora anche in Sardegna, per chi di voi sia stato da poco in Sardegna, avrà notato che c'è una cartellonistica in italiano, in sardo, come ad esempio già avviene in Corsica, dove la lingua corsa affianca il francese da diverso tempo. Ed è quindi anche da tale data insegnata nelle scuole. Iniziamo questo breve racconto. Vorrei porre la vostra attenzione su un grandissimo studioso, quello che è ritenuto sicuramente lo studioso più grande, più importante, che ha iniziato il filone degli studi sulla lingua sarda, è un linguista tedesco, Max Leopold Wagner, che è nato nel 1880, quindi non è morto comunque negli anni 60 negli Stati Uniti, ha vissuto in Sardegna tra la prima e la seconda guerra mondiale, è stato veramente molti anni in Sardegna, ha fatto una ricerca enorme, ha scritto tantissimi libri che si trovano tuttora su Amazon, molto facili, di facile reperibilità. Io ho letto diversi libri, sono interessantissimi, si è occupato addirittura della toponomastica della Sardegna, che è una toponomastica molto interessante per via anche del substrato fenicio-punico che la lingua ancora conserva, per chi volesse appunto approfondire in maniera scientifica molto seria l'argomento, mi sento di consigliare questo autore. Chiaramente la linguistica, anche per quanto riguarda la lingua sarda, si è evoluta, ci sono autori molto più moderni, era semplicemente per considerare uno dei maggiori linguisti che si è occupato di lingua sarda. Che cos'è il sardo, ma soprattutto dove si parla il sardo? È una domanda molto interessante e molto divertente anche perché si pensa molti in Italia, come diciamo noi sardi, nel continente o in continente. In Italia si pensa che tutta la Sardegna parli il sardo, nulla di più sbagliato. La lingua sarda è diffusa non in tutta la Sardegna. Ecco, in questa cartina l'ho scelta perché dà un'idea e spiega abbastanza bene quali siano le zone dove è diffusa la lingua sarda. Il sardo principalmente si divide in tre principali macro dialetti: il logudorese, nuorese e campidanese. Il campidanese è uno dei dialetti più parlati. È il mio dialetto, tra l'altro io sono nato qua ad Oristano, che in sardo si dice Aristanis, e il campidanese stesso però ogni macro dialetto si estende, si sviluppa in tantissimi dialetti. Ad esempio nel dialetto onorese e logudorese hanno una grandissima importanza i dialetti barbaricini, che sono dialetti di una zona molto impervia, molto chiusa, che è rimasta isolata per tantissimo tempo, la zona più intima della Sardegna, dove il latino è arrivato 1000 anni dopo rispetto al Campidano, quando Roma nel 238 a.C. colonizzò la Sardegna. Chiaramente Cagliari, le zone costiere vennero prese per prime sotto appunto il dominio romano. 1000 anni dopo i romani o il latino arrivò in Barbagia, quindi noi che abitiamo la costa abbiamo avuto una dominazione da parte dei romani e non solo dei romani, chiaramente molto precedente rispetto ai sardi dell'entroterra. Questi tre dialetti, che appunto sono diffusi in queste tre zone, si dividono a loro volta in vari sottodialetti, ma è molto interessante notare come nelle altre zone della Sardegna non si parli il sardo. Questo appunto è un elemento che a mio avviso spesso non viene
non si sa, viene ignorato anche spesso da molti sardi. Nel nord della Sardegna, quello vediamo marcato con i colori verdi, lingua corsa. Che cos'è questa lingua corsa? È semplicemente la lingua o il dialetto che oggi si parla in Corsica. Queste zone vennero abitate dai corsi tra il 600 e il 700, c'era una vastissima disponibilità di terre disabitate, dalla Corsica arrivarono fino in Sardegna e il dialetto corso è un dialetto toscano. Chi di voi ehm, è già stato in Corsica, l'avrà sperimentato, appunto accanto alla lingua francese si parla questo dialetto italiano appunto di origine toscana che a noi italiani è molto comprensibile. Ehm, e lo stesso dialetto si parla nel nord della Sardegna, che non ha nulla a che fare con la lingua sarda, sono due cose completamente diverse, no? Loro non capiscono una parola del sardo, così come un italiano ha molte difficoltà a capire il sardo. Nel sassarese, un'altra particolarità, lo vediamo qua marcato col blu, segnato nella cartina come altre lingue. Alghero è una piccola parte, una piccola città della Sardegna dove che mantiene ancora l'uso del catalano. Il catalano e lo spagnolo sono state le lingue ufficiali della Sardegna per quasi 400 anni, per cui chiaramente ci sono delle tracce molto evidenti, molto grandi nella nostra lingua. Per me sardo è molto più semplice capire lo spagnolo che l'italiano, se io ipoteticamente non parlassi l'italiano, perché abbiamo tantissime frasi, tantissime parole in comune, dovute a una dominazione di quasi 400 anni, no? Quindi ha lasciato dei segni non indifferenti. Il catalano parlato dal Ghero, appunto, è una traccia di questa storia di dominazione spagnola. Se andiamo sotto, vediamo appunto qua denominati come altre lingue, abbiamo sotto anch'essa una storia molto interessante, la storia dei Tabarchini, che è una piccolissima comunità che abita sull'isola di San Pietro in Sardegna, una popolazione, alcune famiglie originarie della Liguria, che cercarono la loro fortuna sull'isola di Tabarca, di fronte alla Tunisia. Ricevettero questa piccola isola di San Pietro al sud della Sardegna intorno al 1700 perché cacciati appunto dalla Tunisia, per cui portano o portarono con sé un dialetto fatto di ligure, arabo, infatti ad esempio molto conosciuta la sagra del couscous, che non è sicuramente un piatto sardo, ma è chiaramente importato da terre più lontane. Per cui abbiamo in Sardegna, così come si dice, un fenomeno di eteroglossia, dal greco appunto di diverse lingue, etero, eglossia, glossa, la lingua. Quindi in Sardegna non si parla solamente il sardo, e il sardo, come già ribadito, è una lingua che si divide in centinaia di dialetti, pertanto è assolutamente necessario rifarsi a una lingua comune oggi, l'italiano. Se noi sardi non parlassimo l'italiano o un'altra lingua, super partes, non riusciremo assolutamente a capirci, perché per me, oristanese è assolutamente impossibile capire il sardo, soprattutto di Nuoro, che è difficilissimo, ha addirittura un'altra grammatica quasi, o addirittura i dialetti barbaricini di cui non capirei assolutamente nulla, nemmeno una frase, probabilmente, nonostante sia sardo e parli perfettamente il sardo. Allora la domanda, quindi il sardo non è un dialetto di italiano, ma a parte l'evidenza scientifica, dello studio della lingua, ma da un punto di vista cronologico è assolutamente impossibile che il sardo sia un dialetto dell'italiano. Innanzitutto, la lingua pre-romana, quindi il sardo indigeno, come viene appunto definito, o preistorico, quindi prima dell'arrivo dei Romani. Roma sconfigge la Sardegna nel 238 a.C. e quindi porta appunto il latino. Tantissimi sardi verranno fatti schiavi e portati a Roma e da qui pian piano la popolazione utilizza il latino come lingua principale, chiaramente poi con delle peculiarità che spiegherò magari in un altro video, altrimenti andiamo un po' fuori tema.
Sappiamo che intorno al 400-500 d.C., quindi dopo la caduta dell'impero romano, anche la Sardegna è soggetta all'invasione dei Vandali. Dal 1200 in poi cade sotto il dominio della corona catalana e spagnola, quindi appunto il catalano e lo spagnolo diventano le lingue ufficiali. Il sardo è sempre relegato a lingua del popolo, non è mai la lingua ufficiale dei documenti, delle istituzioni, è sempre una lingua secondaria, non è mai la nostra prima lingua. Quando poi la Sardegna viene acquisita dal Regno d'Italia, appunto il re d'Italia ordina che intorno al 1760 che l'italiano divenga la lingua ufficiale della Sardegna. Ovviamente all'epoca l'informazione non viaggiava un cambiamento del genere, dopo 400 anni di dominazione catalano-spagnola, un cambio di lingua così repentino non lo si poteva sicuramente poi eseguire nel giro di qualche mese. Durò sicuramente tanti anni. Io, per mia esperienza personale, che sono nato a fine degli anni 70, avevo i miei nonni che comunque non parlavano l'italiano ancora, no, quindi gli anni 60, gli anni 70, i miei genitori sono assolutamente cresciuti parlando il sardo e l'italiano l'hanno conosciuto solamente a scuola. Ecco per cui anche la tesi che il sardo possa essere un dialetto di italiano è molto difficile, è molto poco, come dire, plausibile. La storia dell'italiano o l'italiano o la Sardegna ha contribuito molto poco all'evoluzione dell'italiano, è assolutamente stata fuori da questo percorso di evoluzione linguistica. Chiudiamo questo breve video con una citazione molto interessante di Dante Alighieri, tratta dal De Vulgari Eloquenzia, e qua quello che è subito, a parte la frase che chiaramente a Dante tutto si può perdonare, perché Dante poteva, possiamo far dire, cioè lui può dire ovviamente tutto, poteva dire tutto, è molto interessante, o sarebbe sicuramente interessante capire, sapere quando, dove e come possa essere entrato in contatto con la lingua sarda, dove possa aver sentito dei sardi parlare la loro lingua, così appunto da farsi un'idea della lingua sarda. Questo sicuramente è molto 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 interessante. Si conclude così il primo video. La mia intenzione è quella poi di entrare più nei particolari, quindi potrò pronunciarmi esclusivamente sul dialetto campidanese, che è la mia lingua. Gli altri dialetti, il nuorese che adoro, purtroppo non lo conosco e quindi non posso parlarne in maniera approfondita, e questo lo farò nei prossimi video. Grazie a tutti per l'ascolto.